Presentiamo oggi il programma del Circolo Culturale Empedocleo, uno dei circoli più importanti culturalmente parlando della nostra città. Un programma ricco e intenso, Presidente. Il circolo, diciamo che siamo forse l'unico circolo culturale che propone proprio una serie di eventi e di attività culturali. Abbiamo iniziato questa nuova stagione già con un grosso successo, col primo spettacolo della settima stagione del Teatro da Camera, e giovedì prossimo, cioè dopodomani, riprendiamo anche i concerti, i pomeriggi musicali al Circolo Culturale Empedocleo con i concerti dei ragazzi del liceo musicale Empedocle, col quale abbiamo già stipulato per quest'altro anno una convenzione di collaborazione iniziata l'anno scorso con grande soddisfazione sia da parte della dirigente e di tutto il corpo docente, sia da parte nostra. I concerti l'anno scorso hanno avuto un grosso successo e quest'anno siamo certi che lo ripeteremo. Tutte le altre attività poi del circolo si compendiano ancora nella ripresa del corso di filosofia, la ripresa della storia di Agrigento dalle sue origini ad oggi, si arricchisce di un corso per smartphone, si arricchisce di concerti di gruppi musicali e band locali e di concerti di cori polifonici, oltre a tutte le altre attività sociali e ricreative del circolo, che sono le serate danzanti, le lezioni di balli di gruppo e sociali, i tornei di burraco, è tutta un'attività sociale, poi una presentazione di libri, convegni di varia natura, che stanno secondo il mio avviso, secondo anche quello che arriva, mettono veramente il Circolo Culturale Empedocleo in un primissimo piano nell'attività culturale di Agrigento. Il Liceo Classico Empedocle, inserito in questo progetto, in questo programma per la nuova programmazione del Circolo Empedocleo, come e in che modo? Sì, è il secondo anno che collaboriamo con il Circolo Culturale Empedocleo e ne siamo molto orgogliosi. Sarà una rassegna concertistica sicuramente di grande rilievo, perché come ho detto tante altre volte, lo ripeto ancora oggi, i nostri ragazzi lavorano come dei veri professionisti, naturalmente guidati dai loro docenti, quindi saranno delle bellissime esibizioni alle quali siete tutti invitati. Sono dei momenti di grande rilievo per la nostra scuola, perché collaboriamo perfettamente e integralmente con il territorio che ci circonda e poi anche in un posto di così grande pregio come il Circolo Culturale Empedocleo. Tra le tante attività del Circolo Culturale Empedocleo anche un corso di filosofia tenuto dal professor Elio Di Bella, ma non solo questo, ma anche tantissime altre iniziative che tu fai, Elio. Oggi alle 17:30 faremo il terzo incontro di Storia della Filosofia Medievale. L'anno scorso abbiamo svolto un corso sulla filosofia antica, quest'anno quindi proseguiamo e il tema di oggi sarà parecchio interessante perché è un confronto tra alcuni aspetti della filosofia antica e quella medievale. Quindi quest'anno affronteremo 1000 anni di storia della filosofia e incontreremo grandi protagonisti della filosofia occidentale, in particolare come Sant'Agostino, San Tommaso, ma parleremo pure della filosofia araba. Insomma, grandi temi, speriamo di avere tanta gente, specialmente ci teniamo che vengano quanti non hanno avuto la possibilità di studiare filosofia e che adesso hanno questa opportunità che il circolo offre.